Siamo nel centro storico di Conegliano, alle mie spalle Porta Dante con l'inizio via 20 settembre, davanti a me inizia via Caronelli, sede del vecchio ghetto ebraico. Adesso non si direbbe quella che era questa sua originale destinazione, perché nel corso del Novecento la via è stata rifatta, i suoi palazzi abbattuti. A ricordarci però questa sua destinazione c'è questa targa che ci racconta di come questa via era stata destinata all'inizio del Seicento per appunto ospitare gli ebrei coneglianesi. La vicissitudine del trasferimento degli ebrei in questo luogo è abbastanza complessa, nel senso che la città di Conegliano fu sempre abbastanza morbida con la comunità ebraica del luogo. Poi da un certo punto, nel 1675, ci fu un'ordinanza voluta dai sindaci inquisitori di terraferma che stabilirono appunto l'obbligo degli ebrei di trasferirsi qua. L'ordinanza recitava così: gli ebrei in via definitiva debbono in termine di giorni 3 sloggiare le case ove si attrovassero, conducendosi tutti ad abitare nella contrada detta del Ruio. Questa era fino all'inizio del Novecento la contrada del Ruio, via del Ruio. Poi, su indicazione dello storico Vital, divenne appunto via Caronelli. Oggi appunto troviamo molto poco di quello che era l'antico ghetto. Tre casette addossate una di fianco all'altro sono l'unica più evidente rimanenza e hanno un'origine che risale al 600, quando furono costruite. La sinagoga era situata dove oggi si trova quel palazzo in mattoni rossi. Dobbiamo immaginare che è alla cima di un palazzo più piccolo di quello che vediamo adesso. Siamo alla fine di via Caronelli, quella che era appunto l'antica via del Ruio, e incontriamo il torrente Ruio. Seguendo il suo corso e risalendo ci inoltriamo in via Gorizia, al cui termine troveremo l'entrata dell'antico cimitero ebraico di Conegliano. E su questo ponticello che attraversa il torrente Ruio si parte il sentiero che conduce alla cima del colle Cabalan. Qui dobbiamo pensare che questo non era l'originale sentiero che conduceva al cimitero. Come vedremo è molto ripido ed è stato fatto negli anni '80 dai volontari che hanno recuperato il cimitero, utilizzando anche delle traversine dismesse della ferrovia. Qui a metà della salita che conduce sulla cima del colle incontriamo un cippo funerario. È quello di Kaliman Fuchs, morto nel 1832, quindi una delle ultime sepolture avvenute in questo cimitero. Quelle che sono attualmente visibili oggi sono 130 lapidi che sono state riportate alla luce dal Centro Coneglianese di Storia e Archeologia a partire dalla fine degli anni '80, quando ha preso in carico questo sito e ha deciso di valorizzarlo e restaurarlo. Non sono tutte le lapidi attualmente presenti in questo cimitero, perché per rispetto dei sepolti si è deciso di fare solo degli scavi di superficie. Questo anche perché in molti casi il rito dell'inumazione che viene utilizzato qui non prevedeva l'uso di una bara. In questo lato del colle vediamo ancora quelle che sono le evidenze di un edificio che sorgeva qui ed era molto probabilmente la cella mortuaria usata per tenere i morti in attesa della sepoltura. Sicuramente a metà del 1500 venne aperta questa parte del cimitero e la prima origine di un cimitero antico non la conosciamo, non sappiamo l'origine, ma probabilmente nella parte est di Conegliano. Le lapidi più belle sono naturalmente i più facoltosi tra i rappresentanti delle comunità, e ricordiamo che ha impiegato 150 anni la città di Conegliano per creare il ghetto, che a Venezia avevano emesso le leggi già 150 anni prima. Abbiamo dei personaggi illustri nelle persone, devo dire, del primo sindaco dell'Unità d'Italia, che è Marco Grassini, che ha fondato la scuola enologica in Conegliano e ha posato la prima pietra per l'ospedale. Quindi anche
dal punto di vista di immaginare una città e dare un futuro anche a tanti giovani, è venuta da questo inizio, con altri notabili coneglianesi naturalmente. Abbiamo il Vital, che è sicuramente stato lo storico, il primo storico della città di Conegliano, ha dato impulso a queste scoperte storiche della città e ha dato tutta una lettura della storiografia cittadina. La comunità comunque nel tempo sviluppava a Conegliano delle industrie e dava lavoro a tantissima gente, anche l'industria della seta nei secoli scorsi, quindi immaginiamo quanto intreccio c'era tra interesse socio-economico nella città. La pietra tombale di Salomon Fuchs è del 1882, che riteniamo sia l'ultima sepoltura fatta in questo cimitero, perché in quegli anni si era già costruito il cimitero di San Giuseppe, quello cittadino, dove in un angolo di questo cimitero c'è anche l'angolo del cimitero ebraico, e di fatto è diventato il cimitero ebraico nuovo, che ci porta ai giorni nostri. E a memoria nel 1996 c'è stata l'ultima sepoltura di una persona. Ricordo che la comunità ebraica di Conegliano di fatto non esiste da Conegliano da fine dell'Ottocento, perché poi ci sono state le conversioni e quindi si sono perse un po' l'identità di comunità, che deve comunque avere un certo numero per essere costituita in comunità. Il nucleo di 10 famiglie è riportato come importante per l'esistenza vitale di una comunità. Eccoci nella parte israelitica del cimitero di San Giuseppe. Il cimitero fu costruito tra il 1885 e il 1886 e si pensò appunto di destinare uno spazio alle sepolture ebraiche. Il dibattito su come portare avanti però organizzare questo tipo di sepolture andò avanti per molto tempo, fino agli anni 90 inoltrati, perché la comunità ebraica, che comunque era in un periodo in cui ormai sta andando disperdendosi, fece delle richieste molto precise su questo luogo. Infatti volevano che lo spazio a loro dedicato fosse uno spazio chiuso e cintato, perché la terra che toccava i loro loculi non poteva essere quella destinata anche ai cristiani. Anche se siamo in un periodo in cui la comunità ebraica ormai si era assottigliata, questo non vuol dire che non ci fossero personaggi importanti e influenti di fede ebraica ancora qui a Conegliano. Infatti qui troviamo le sepolture di famiglie come i Fuchs, i Vital, i Grassini, i Fanno, e basti pensare che una grande parte del terreno che fu utilizzato per costruire l'intero cimitero di Conegliano fu venduta al comune da Marco Grassini, di fede ebraica, che fu anche sindaco della città. La morte di Adolfo Vital segna un finale amaro nella presenza ebraica a Conegliano. Inserito nella lista dei ricercati, Vital trova rifugio in campagna, dove muore il 18 ottobre 1944. La fine dell'illustre studioso, seppellito in questo cimitero, permane come esempio delle sofferenze patite dai cittadini ebrei negli anni delle persecuzioni razziali.